Ciao. Grazie. Ecco qua. Bella birrettina per la gallina. Lo sai che non sogna No, lo so che non ti sistemi. A te bevi come un siccio. Eccolo qua. Grazie Nereo. Eccolo qua. Leggera mia partita, gli applausi lì, te lo ricordo. Eccola qua. Bucci, ecco. Bucci. Un attimo che si monti la testa, Alberto. No, è un attimo Alberto, anche se è tremendo. Comunque c'è una bella birretta paolana che per il nostro Matteo, il nostro professore, offerta a Bevande Verona. Eccola qua, Giulia, ti bei? Sì, un cosito, vero. Eccola qua, c'è una birra di qualità e quantità. Ha il colore dell'esame di urine, ma è più buona. No, nel senso, se c'era, scetta, e c'è una birretta che se volte ad acqua ti tira su perché ti vedo un fiantin sciupato. Invece vogliamo allora, grazie al nostro sponsor che offre sempre una birra, un momento di bevande soft per i più giovani, ma poi oggi, vero, per festeggiare, insomma, il debutto della nostra Giulia, per festeggiare, per ringraziare Elisabetta che è venuta a trovarci, poi ci parlerà del suo programma, e tra l'altro vedo già arrivato anche Nicola Brusco, perché il Dino da Sandrà sarà protagonista è protagonista delle nostre trasmissioni e lo sarà anche per il programma di Elisabetta. Insomma, sono arrivati i gelati. È già arrivato Stroppe, prego. Allora, Eccola qua. Sì, dà pure spalle a telecamera che devo bene. Allora, Giulia. Allora, diciamo subito il nostro sponsor, che è Paolo della Full Cream di Corso Milano. Sì, che non è un nostro sponsor, è un nostro amico. È un nostro amico, esatto. Aspetta, scusa che vado fuori dalle baie, che mi va bene. Ciao. Allora andiamo a fare la maxi bevuta, sì. Grazie a Paolo davvero che ci ha voluto omaggiare oggi di questi gelati per i ragazzi. Concetti. Insomma, è arrivato proprio nel momento più bello, no? Il momento dedicato a questo break, proprio perché è arrivato il gol del Verona. Io volevo con l'occasione anche salutare, perché c'è il signor Luigi, il papà di Beppe, Nitido. Grazie di essere qui con noi. Ha visto, il Verona è in vantaggio. Senti, ma la difficoltà di crescere un figlio come Beppe? Si è messo a Miami. Sì, uguale. Sì.